Fumata bianca per i nomi dei 10 sovrintendenti e dei direttori dei nuovi superpoli regionali culturali. Dopo l'azzeramento di tutti i ruoli apicali, il Dipartimento dei Beni Culturali ha scelto i vertici degli enti che rivoluzioneranno l'assetto gestionale del settore nell'ambito della riorganizzazione degli uffici della regione siciliana. Ai dirigenti è giunta via mail la proposta di nomina che dovrà essere vagliata e accettata. In caso contrario sarà il Dipartimento regionale affidato a Gaetano Pennino a fare una nuova nomina. Riflettori accesi sul parco archeologico di Naxos, di cui fa parte anche il Teatro Antico di Taormina, tra le tappe scelte dal Premier Renzi per il G7 2017, è presto protagonista di un primo grande intervento di restauro. In particolare ad Agrigento mantiene il proprio posto Giuseppe Parello, direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, doppiamente apprezzato per il suo operato. Il dato dell'affluenza dello scorso mese di giugno premia la Valle dei Templi per un incremento del 10% rispetto allo stesso mese del 2015. Resta ad Agrigento, ma con un nuovo incarico, Gabriella Costantino, ex direttore del Museo Pietro Griffo, oggi nominata sovrintendente ai beni culturali ed ambientali, prendendo il posto di Caterina Greco. Un agrigentino prestato a Caltanissetta è Enzo Caruso, per anni direttore della casa natale Biblioteca Luigi Pirandello, da adesso diretta da Giovanna Cassata. Enzo Caruso, dallo scorso anno direttore del Parco di Monteiato, adesso balza a sovrintendente a Caltanissetta.